e l'omaggio a Nemtsov, l'ex deputato ucciso, in migliaia alla Camera Ardente, oggi i funerali. Mentre per la Grecia si studia il terzo salvataggio, li chiamano così, da 30-50 miliardi di euro. E sempre dalla prima pagina dell'ANSA, per tangenti, arrestato presidente della Camera di Commercio, bloccato dopo aver preso 100.000 euro per lo spazio dell'aeroporto a Palermo. Roberto Helg, presidente della Camera di Commercio, vicepresidente della GESAP palermitana che gestisce l'aeroporto di Palermo, è stato arrestato ieri mentre intascava una tangente da 100.000 euro da un ristoratore affittuario di uno spazio dell'aeroporto che si era rivolto a lui per la proroga del contratto. Aveva chiesto Helg 50.000 euro in contanti, il resto a rate mensili di 10.000 euro. A garanzia della somma residua aveva ottenuto un assegno in bianco. E sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, il pacchetto scuola oggi in Consiglio dei Ministri, soltanto il disegno di legge e non il decreto immediatamente operativo. Stamani incontro fra Renzi e la ministra Giannini, che si è detta sorpresa perché pensava che per decreto potesse assumere 130.000, 140.000, 120.000 precari. E ancora il piano per la banda larga arriva sul tavolo dei ministri verso l'approvazione in Consiglio dei Ministri. L'associazione dei piccoli azionisti Telecom osserva il rame può avere ancora vita lunga. Questi sono un po' gli argomenti di prima pagina dell'agenzia ANSA. E intanto adesso, prima di sentire il nostro ospite a partire dalle ore 11, poco più, nella seconda parte della trasmissione, un piccolo riassunto della questione delle quote latte, alla luce anche di una sentenza di cui si è avuta notizia in parte a fine 2013, nessuna truffa, le multe frutto di un mero errore contabile, dice il GIP, scoperchiando però un vaso di Pandora di una serie di questioni incredibili. Una sentenza del Tribunale di Roma in quel novembre del 2013 mise in discussione la vicenda quote latte che si trascinava da 30 anni. L'Italia, insomma, non ha mai splafonato i limiti assegnati dall'Unione Europea, scrive il giudice, non ha mai oltrepassato le quote, un danno che la Corte dei Conti ha stimato in 4 miliardi e 400 milioni di euro. Alla base di tutto quello che la sentenza, poi ne leggeremo qualche passaggio, ha giudicato un mero errore di natura contabile che ha gonfiato i numeri della produzione italiana facendo scattare quindi le multe, cioè un errore contabile ha gonfiato i numeri della produzione italiana di latte facendo scattare le multe dall'Unione Europea. Un danno enorme per gli allevatori ma anche per i contribuenti, un danno che è il frutto di un errore, secondo il GIP di Roma Giulia Proto, che ha confermato l'archiviazione per truffa contestata da alcuni funzionari dell'agenzia governativa per le erogazioni in agricoltura, la AGEA, che è l'agenzia che avrebbe dovuto quantificare la produzione nazionale di latte, comunicandola poi alla Commissione europea. Questo, chiamiamolo errore, sarebbe stato poi aggiustato attraverso l'alterazione dei criteri di calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte, cioè l'alterazione dell'algoritmo. In pratica, l'errore contabile, chiamiamolo errore, della AGEA, dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura, che avrebbe dovuto quantificare la produzione di latte e poi comunicarla alla Commissione europea, l'errore sarebbe stato sanato, cioè aggravato, con la manipolazione consapevole dei criteri di calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte. Un calcolo che veniva fatto tramite una formula matematica, un algoritmo truccato che avrebbe innalzato innaturalmente il limite massimo di età degli animali da latte da 120 mesi a 999 mesi. Insomma, avremmo avuto mucche di 82 anni di età in grado di fare latte. Non si può ipotizzare il reato di truffa, dice il GIP Proto in quella sentenza storica per certi versi ma poco commentata. Peraltro si può invece indagare per falso, diceva il GIP. Questo significa che l'Italia, che comunque è il paese comunitario con la più ampia forbice fra la quota latte assegnata ai consumi interni, l'Italia non ha un quadro esatto di quanto latte sia stato prodotto negli anni. Per quanto riguarda poi il fatto che l'Italia abbia la forbice più ampia tra quota assegnata e consumi interni, già nel 1997 la produzione italiana copriva soltanto il 57% dei consumi, lasciando il restante 43% a latte di provenienza estera.
Il tutto nasce da un'indagine del Comando Carabinieri delle Politiche Agricole e Forestali, coordinato dal tenente colonnello Marco Mantile, che fu accusato peraltro al tempo della sua indagine di aver determinato solo ritardi nei pagamenti delle rate delle quote latte. E invece la sua indagine mise in luce un fatto ancora più grave, pochissimo ricordato, pochissimo commentato. Le quote latte furono introdotte in Europa su indicazione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura della Comunità Europea nel lontano 1984. L'obiettivo del sistema delle quote era quello di garantire un prezzo protetto ai produttori e di scongiurare il rischio della sovrapproduzione. Il paese che avesse splafonato rispetto alla propria quota nazionale, oltrepassando il limite in tonnellate di latte annue prodotte, ne avrebbe risposto pagando multe salate. Dagli inizi, chi all'epoca trattò per l'Italia fu il ministro dell'Agricoltura, all'epoca Filippo Maria Pandolfi. Dagli inizi, chi trattò per l'Italia non si accorse che la cifra concordata con la Commissione europea, non si accorse, era pesantemente al di sotto del regime produttivo italiano. Vizio d'origine, costato peraltro all'erario 1 miliardo e 800 milioni di euro, che poi caratterizzerà e influenzerà tutta la vicenda delle quote, che giunge a una svolta in occasione della campagna lattiera del 95-96, perché da quel momento le responsabilità del superamento della quota nazionale e le conseguenti multe si spostano dalle spalle dell'erario a quelle dei produttori cosiddetti eccedentari, cioè che superano le quote e che violano la soglia fino all'anno 2008-2009. La Corte dei Conti afferma nel dicembre 2012 che la confusione nella determinazione dell'esatta produzione di latte a livello nazionale per l'inattendibilità dei dati forniti dall'amministrazione e dalle categorie dei produttori e la persistente assenza di volontà politica nel risolvere il problema dei recuperi e il lungo periodo di carenza dei controlli sono costati all'Italia 4 miliardi e 400 milioni. Nel novembre 2013 appunto arriva la sentenza del giudice Proto, Giulia Proto, il GIP, che archivia un procedimento per una maxi truffa sulle quote latte, ma non può fare a meno di sottolineare che ci sono state condotte gravissime e una serie di incongruenze. Insomma, il quadro è più che mai fosco nella sentenza del GIP Proto. Siccome però manca la prova della consapevolezza e volontà da parte dei funzionari della AGEA di truccare le carte, insomma, manca l'elemento soggettivo e quindi il giudice dice dobbiamo archiviare l'accusa di truffa, l'archiviazione per truffa, però bisogna contestare potenzialmente un'altra accusa, il reato, diciamo così, di falso. Per il giudice dunque l'inchiesta è da archiviare per un verso, per l'accusa di truffa, ma bisogna procedere in un altro verso. È stato fatto qualcosa? Punto di domanda sulla base di questa considerazione. Certo è che delle quote latte si sono occupate oltre 70 procure in tutta Italia, una vicenda che scaturisce dalla relazione di una commissione di indagine finalizzata a verificare il sistema delle quote latte nominata nel 2009 dall'allora ministro delle politiche agricole Zaia. All'epoca nessuno avrebbe certamente ipotizzato quello che poi sarebbe stato il risultato della relazione dei carabinieri che hanno condotto le indagini. I carabinieri cosa hanno fatto? Hanno accertato, tra le altre cose, ingenti quantitativi di quote latte non revocate da parte delle regioni per mancata segnalazione dell'ente responsabile, l'AGEA, l'Agenzia del Ministero dell'Agricoltura per le erogazioni in agricoltura. Le quote revocate annualmente devono essere distribuite gratuitamente fra i produttori in base a disposizioni regionali. Questo non avveniva. Qualcuno, quindi non autorizzato, si accaparrava le quote latte e poteva importare latte dall'estero, da mucche non presenti sul territorio italiano. In pratica, anche dopo il periodo della lattazione, sulla carta le mucche continuavano a produrre, giungendo all'assurdo di capi di 82 anni, il che ovviamente non esiste in natura. Sono state scoperte poi migliaia di aziende presenti nella banca dati nazionali presso l'Istituto Zooprofilatico di Teramo, prive di autorizzazione alla produzione di latte e il cui prodotto non sarebbe stato commerciabile, perché secondo la normativa per ogni azienda deve essere indicata la presenza o no dell'autorizzazione. E a quel punto il giudice per le indagini preliminari di Roma, Giulia Proto,
dà per accertata l'indebita percezione di contributi da parte di terzi e conferma che l'indagine ha evidenziato che le quote da revocare per mancata produzione di latte erano certamente superiori a quelle effettivamente revocate. Una serie di omissioni che sono colpa dei funzionari della AGEA governativa, un organo competente in materia, con conseguente danno ai produttori perché le quote revocate devono essere distribuite ai produttori gratuitamente. Tuttavia, scrive il giudice nella sua ordinanza di archiviazione, la situazione accertata determina una responsabilità, quantomeno per colpa grave, ma in mancanza di elementi che possono fare vincere l'elemento psicologico del reato per cui si procede, cioè il dolo. Perciò non può dirsi integrata la truffa. La colpa grave non consente di ritenere il fatto penalmente rilevante, pur essendo assai grave la condotta tenuta dai funzionari della AGEA, che in ogni caso deve essere fatta valere in altre sedi. E non appare possibile integrare le indagini per verificare chi ha percepito il contributo comunitario, perché l'accertamento andrebbe a riguardare reati compiuti tra 2003 e 2004 e già prescritti, scrive il giudice Proto. Le indagini non riescono a precisare a quale soggetto imputare le condotte per stabilire anche la competenza territoriale. Quanto alla non corretta quantificazione delle quote latte, che ha causato danni sia ai produttori sia allo Stato italiano per le sanzioni per aver sforato la quota, il giudice concorda col pubblico ministero che parla di mero errore di natura contabile per gli anni in cui la questione non era all'attenzione dei mezzi di comunicazione e prima che venissero comminate le sanzioni. Insomma, il tutto è stato un errore contabile. Secondo il giudice non si ipotizza il reato di truffa perché a fronte del danno causato mancherebbe l'ingiusto profitto a favore dei funzionari dell'agenzia governativa, della AGEA. Pertanto questi non avrebbero avuto interesse a falsificare il dato. Non si ravvisa quindi l'elemento psicologico del reato, il dolo, e quindi non c'è reato. In sostanza, secondo PM e giudice, le indagini non hanno scoperto quale sarebbe stato l'ingiusto profitto per i soggetti che hanno messo dati sbagliati nel sistema e quindi non si può individuare il perché e la volontà di tale condotta. Tuttavia, secondo il giudice, ci sono aspetti da approfondire. Per esempio, la condotta poi tenuta dai funzionari dell'agenzia governativa, i quali, per giustificare l'errore commesso, il mero errore contabile, nelle parole del giudice, e quindi per evitare la responsabilità contabile, hanno chiesto la modifica dell'algoritmo, cioè dei criteri di calcolo dei capi potenzialmente da latte. Le indagini hanno evidenziato che attraverso la costruzione di questo algoritmo si poteva poi favorire il risultato sballato. Questo risultato sballato serviva a fornire le pezze d'appoggio per ottenere i finanziamenti. Infatti, successivamente, dopo che l'inchiesta crea scalpore, vengono modificati i criteri che compongono l'algoritmo, come il limite massimo di età dei capi da latte che passa appunto fino a 82 anni di età. Le indagini accertano che questo avviene per espressa richiesta dei funzionari della AGEA, cioè per sanare il pasticcio se ne fa uno ancora più grosso e incredibile, e questo per richiesta esplicita dei funzionari di governo del Ministero dell'Agricoltura, della AGEA, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, con il fine chiaro ed evidente di giustificare il dato in eccesso che aveva determinato le sanzioni. Ma il ragionamento è: se il dato in eccesso che ha determinato le sanzioni è frutto di un errore, poi coperto con un taroccamento dell'algoritmo per calcolare le quote, è evidente che il dato in eccesso non è affidabile, ovvero che lo sforamento è tutto da dimostrare, anzi qualcuno dice non c'è e quindi non ci dovevano essere le multe. La manomissione del dato ha determinato infatti le differenze nel calcolo della produzione di latte, col conseguente sforamento delle quote. Cioè, se tu mi fai un tarocco contabile e poi lo sani con un tarocco matematico, l'algoritmo, per far figurare che ci sono vacche di 82 anni di età, capite bene che alla radice della questione delle quote latte c'è qualcosa che non sta in piedi, anzi. Truffa no, dice il pubblico ministero e recepisce il GIP, però senz'altro falso. Un falso poi sanato con un super falso, un super taroccamento della formula matematica per calcolare le quote. Insomma, le indagini confermano che la cosa non sta in piedi fin dall'inizio, compresa la volontà dei funzionari dell'agenzia, della AGEA, del Ministero dell'Agricoltura, di intervenire attivamente nella manomissione. I funzionari non potevano ignorare che il dato era inverosimile, cioè che ci fossero vacche di 82 anni di età, e che tutto questo poi generava risultati non corrispondenti alla verità.
Questi calcoli però vengono inseriti in atti ufficiali il cui contenuto deve ritenersi ideologicamente falso. Pertanto, se è vero che non si può ipotizzare il reato di truffa, non si può dire altrettanto per il reato di falso, dice il GIP, che in sostanza sollecita il pubblico ministero a iscrivere nel registro degli indagati i funzionari. L'inchiesta deve essere archiviata per la truffa, ma deve proseguire per il resto. A che punto sia poi? Punto di domanda. Non ci eravamo inventati nulla sull'inesistenza delle mucche di 83 anni, commentano non pochi allevatori che in quel momento si reputano vincitori di una piccola battaglia, gli allevatori onesti. Peraltro, coloro che hanno lavorato per garantire sulle tavole degli italiani un prodotto nazionale esultano a quella sentenza del GIP Proto, mentre alle spalle c'era chi mistificava per introdurre sul mercato latte proveniente dai paesi dell'est a basso prezzo, che ha penalizzato la zootecnia italiana oggi in crisi profonda. Riflettendo sui dati di queste mucche che hanno vissuto 83 anni di cui non si conosce l'esistenza, se gli inquirenti volessero, ragiona qualche allevatore, potrebbero trovare il riscontro tra il numero delle mucche riportate alla banca dati nazionale e i campioni di sangue che ogni anno vengono prelevati dal servizio veterinario ai bovini per la profilassi. Insomma, si potevano confrontare i dati e se si voleva approfondire ancora si poteva fare il confronto del DNA per ogni capo analizzato, cosa che mai nessuno ha pensato di fare e di controllare affinché i dati corrispondessero alla realtà. Insomma, è stato tutto un giro di pezzi di carta tra i ministeri, nessun controllo reale. Per esempio, il COSPA degli allevatori, dei produttori di latte, chiede che l'indagine sulle mucche di 83 anni venga allargata a 360 gradi su tutti gli attori presenti sul territorio e verso anche le organizzazioni sindacali come CIA, Coldiretti e Confagricoltura, che erano sicuramente a conoscenza dell'inghippo del tarocco e hanno taciuto sul fatto. Anzi, sulle sentenze per il pagamento delle quote latte, CIA, Coldiretti e Confagricoltura si sono costituite parte civile, parte lesa. I produttori del COSPA, per esempio, si dichiarano meravigliati per il fatto che siano state accolte le costituzioni di parte civile delle organizzazioni sindacali, CIA, Coldiretti e Confagricoltura, e nello stesso tempo si sia gettato fango su chi ha lavorato onestamente, nonostante le istituzioni fossero contro. Sulla questione delle quote latte vale la pena di citare anche un articolo di Giulio Losi, uno scandalo nazionale, e poi la sentenza che trovate anche su internet del Tribunale Ordinario di Roma, sezione dei giudici per le indagini preliminari, del GIP dottoressa Giulia Proto. Pubblicità. (43 44 22).
Bene, allora, il punto fondamentale, tra poco ne parliamo con Alessio Crippa, è che si può sostenere con una certa ragionevolezza che l'Italia non ha mai splafonato, e tantomeno quindi gli allevatori e i produttori di latte. Vicenda che si trascina da decine d'anni, che crea il danno che la Corte dei Conti quantifica in 4 miliardi e 400 milioni. E di questo articolo di Giulio Losi è protagonista anche Paolo Brigatti, 48 anni, conduce un'azienda zootecnica alle porte di Milano, ci ha appena telefonato e magari sarà con noi tra poco, vicepresidente dell'Associazione dei produttori latte della pianura padana con sede a Treviglio, un'associazione di circa 600 soci, un'associazione cofondataria con altre associazioni dello European Milk Board, che raggruppa circa 120.000 aziende agricole di allevamenti da latte, e tutti lamentano l'abbandono dei governi da parte dei vari paesi europei di fronte alla crisi, malgrado a livello mondiale ci sia richiesta di materia prima di latte. L'articolo di Giulio Losi è proprio un'intervista a Brigatti, che poi magari sentiremo anche più tardi, perché anche lui ha parecchie cose da dire sull'argomento insieme ad Alessio Crippa, che tra poco raggiungiamo telefonicamente. Un'Italia tradita e abbandonata dai suoi stessi governanti, dice Brigatti in questa intervista, ma poi approfondiamo tutti i temi perché ce ne sono veramente tanti. Intanto vi vorrei proporre anche qualche passaggio della sentenza del giudice, il GIP Giulia Proto, quella sentenza da cui parte tutto il ragionamento e che è la sintesi anche del lavoro precedente, ovviamente, di indagine dei carabinieri. Le quote da revocare per mancata produzione di latte, per produzioni cioè inferiori al 70% della quota latte assegnata, erano certamente superiori rispetto a quelle effettivamente revocate, scrive tra l'altro il GIP, la dottoressa Proto, nella sua sentenza. Questo cosa vuol dire? Questa omissione cosa significa? Ascrivibile omissione, cioè dovuta ai funzionari della AGEA, l'organo ministeriale. E la omissione genera un danno, dice il GIP. Il danno è per i produttori, perché le quote revocate devono essere redistribuite ai produttori gratuitamente. In mancanza di elementi che possano fare vincere il dolo, argomenta il giudice, non può dirsi integrata la truffa. La colpa grave non consente di ritenere il fatto penalmente rilevante, ma è assai grave la condotta tenuta dai funzionari della AGEA, che deve essere fatta valere in altre sedi. Non può ipotizzarsi il reato di truffa, in quanto a fronte del danno causato mancherebbe il profitto a favore dei funzionari della AGEA, che non avrebbero avuto interesse a falsificare il dato, ragiona il giudice. Tuttavia, ciò che non convince è la condotta tenuta successivamente dagli stessi funzionari della AGEA, che per giustificare l'errore commesso e evitare responsabilità contabili hanno chiesto la modifica dell'algoritmo, cioè dei criteri di calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte, sulla scorta delle informazioni del dottor Di Sotto, che ha compiuto l'indagine per i carabinieri. Si evince che inizialmente questo algoritmo aveva preso in considerazione come criteri per individuare gli animali potenzialmente in grado di produrre latte l'elenco delle razze, il numero dei giorni di presenza dell'animale in stalla e l'età dell'animale, che in una prima fase era quella compresa tra 24 mesi e 10 anni di età. Successivamente, scrive il giudice, venivano modificati i criteri per l'ottenimento dell'algoritmo e il limite massimo di età passava da 120 mesi dell'animale a 82 anni di età. Questo è avvenuto per espressa richiesta dei funzionari della AGEA, con l'evidente fine di giustificare il dato in eccesso che aveva determinato le sanzioni. In particolare, la volontà di modificare questo limite proviene dal dottor Cerquaglia, scrive il GIP Proto, che nella mail inviata alla dottoressa Di Gianvito e Isocrono del 13 luglio 2007 indica la necessità di innalzare il limite massimo dell'età dell'animale da 120 a 999 mesi. A questa segue un'altra mail, sempre inviata da questo funzionario della AGEA agli stessi interlocutori, in cui si dice espressamente che l'innalzamento del limite massimo a 999 mesi di età, cioè a 82 anni, è esattamente quello che vorremmo. Insomma, con una certa disinvoltura, mettiamola così, e la richiesta è esplicita di falsificare il dato da parte dei funzionari della AGEA. Si porta dunque il limite massimo
da 120 mesi a 999 mesi. Questo cosa significa? Una differenza in aumento di ben 300.000 capi potenzialmente da latte. Questo per importare latte, per esempio, dall'est. Secondo i carabinieri, politiche agricole e alimentari, che in considerazione di semplici nozioni riportate dall'informativa già citata, si deduce, scrivono i carabinieri, che la vita media di un capo bovino non può andare oltre gli 8 anni e quindi non si spiega come possa essere stato elaborato e imposto un algoritmo che prenda in considerazione un limite d'età superiore ai 100 mesi. È evidente che questo determina significative differenze nel calcolo della produzione nazionale di latte sulla scorta di tali criteri, rispetto ai criteri che tengono conto del reale potenziale di produttività di latte dell'animale. Il dato, scrive ancora il GIP, Giulia Proto, non risponde alla realtà e l'inserimento è stato fortemente voluto dai funzionari della AGEA, che non potevano ignorare la sua inverosimiglianza. Questo comporta calcoli non rispondenti al vero, che vengono inseriti in atti il cui contenuto deve ritenersi ideologicamente falso. Pertanto, se è vero che non si può ipotizzare il reato di truffa, bisogna procedere per il reato di falso, dice in sostanza il GIP, Giulia Proto. Intanto dalla regia mi dicono che siamo in collegamento con Alessio Crippa, allevatore, che racconterà oggi la sua storia. Ne abbiamo parlato brevemente anche in una precedente puntata di Onda Libera. Intanto buongiorno ad Alessio Crippa e grazie. Grazie, buongiorno anche a voi. Allora, intanto cerchiamo di andare un po' con ordine, poi magari se ci riusciamo sentiamo anche Paolo Brigatti, una cui intervista stavo citando prima, però Crippa, intanto cominciamo a capire il punto centrale. Qui nel novembre del 2013 viene fuori questa sentenza, no? A seguito di un'indagine dei carabinieri. L'indagine condotta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole e Forestali, coordinato dal tenente colonnello Marco Mantile, il quale appunto ci fa riflettere, però si è riflettuto molto poco sul fatto che, insomma, questa questione delle quote latte non sta in piedi fin dall'inizio. Ecco, io chiedo a lei, e poi magari, anzi non magari, poi lei ci racconta però in realtà la sua storia personale dall'inizio alla fine, visto che ha attraversato anche un procedimento giudiziario che l'ha visto condannato in primo e secondo grado, completamente assolto in Cassazione. Detto per inciso, se uno fa una ricerca su Google ancora oggi con il suo nome in relazione alle quote latte, vengono fuori solo le condanne, o no? Ha fatto caso a questa particolarità? Sì, sono sempre le solite cose all'italiana, che quando ti arrestano fanno le pubblicità. Infatti quando sono stato arrestato io, Canale 5, Rai 1, Rai 2, Rete 4, tutte le radio del mondo, sono stato assolto, voi e un altro giornalino locale con un articolo di 4 righe, poi più nessuno ha detto nulla. Allora Crippa, adesso lei ci racconterà, naturalmente, perché non è che me lo deve raccontare per qualche motivo particolare, ma perché almeno chi ascolta si può fare un'idea più precisa di come sono andate le cose sulla base della sua vicenda personale. Però intanto vorrei chiederle, da un punto di vista più generale, due cose sintetiche. Lei poi ce le farà capire per bene cosa significano queste due cose. La prima, cosa significa l'indagine dei carabinieri che citavo prima e cosa significa quella sentenza che stavo citando, quella della dottoressa Proto del Tribunale di Roma. Praticamente i carabinieri hanno scoperto che alcuni funzionari dell'AGEA inserivano dei dati non corrispondenti al vero, praticamente facevano vivere degli animali a 100 anni, le mucche sappiamo benissimo che la media è di 8 anni, massimo in alcuni casi riescono ad arrivare a 10 anni e quindi se noi aumentiamo il numero di età delle vacche, automaticamente il latte prodotto in Italia aumenta. Però sui dati veritieri che molti hanno portato in Parlamento, fatto vedere ai vari ministri, fatto vedere ai presidenti del Consiglio, loro non ci credono e hanno messo delle quote più alte a noi produttori per farci pagare le multe, quando in realtà non è così. Allora, perché facevano questa operazione presso la AGEA, che è l'organismo, l'ente presso il Ministero dell'Agricoltura
che si occupa di tante cose, ma si occupava anche delle quote latte e anche, se non ho capito male, di determinare l'esatta produzione per poter avere poi il rispetto delle quote e quindi non sforare e quindi non avere le multe. Insomma, dipendeva dalla GEA la gestione della situazione, perché questi hanno addirittura taroccato l'algoritmo, perché ci sono mail, conversazioni, eccetera, dove è diciamo chiaro che era una finalità quella di taroccare l'algoritmo. Insomma, all'inizio viene fatto quello che il giudice definisce un mero errore contabile. Sarà anche un mero errore, però, però mi scusi Crippa, un errore uno lo deve fare se è un cretino, se sbaglia, se non è competente. Dubito che sia così. Se fai un errore contabile lo fai con qualche finalità. La domanda è: perché secondo lei venivano fatti errori di questo tipo, che minano alla base la correttezza delle quote? La correttezza, io so che tutti i veri primi acquirenti denunciavano le reali produzioni delle aziende agricole per determinare un certo quantitativo di quota. Se questi personaggi inserivano più quota, io alla base so che la Comunità Europea dà un contributo di 4 euro al quintale circa per ogni quintale di latte prodotto in Italia. Se in Italia, io le faccio un esempio semplice, perché se andiamo a fare i milioni magari la gente non capisce. Se l'Italia doveva produrre 100 litri di latte, però noi in Italia ne produciamo solo 70. Da 70 arrivare a 100 litri, quel 30 lì si prendeva un contributo. Quel contributo lì, su chi veniva suddiviso? Chi poteva schiacciare i bottoni nelle stanze di comando e se lo spartivano fra loro, perché sennò non ha senso. In più avevano delle quote di carta nel cassetto che alla fine dell'anno, dicembre, gennaio e febbraio, si potevano affittare ai veri produttori di latte e anche lì incameravano dei soldi. Allora, il tutto naturalmente viene fatto allora per un profitto. Poi, per occultare questa prima tappa, si fa una seconda operazione, cioè in pratica si modifica l'algoritmo, giusto? Il procedimento è stato questo qui. Sì, infatti è questo qua che non si riesce a capire come mai ci sono state da 15 anni a questa parte, in 15 anni 5-6 commissioni di indagine, portate tutte a conoscenza del Parlamento, dei vari organi di competenza. C'è stata la commissione del generale Lecca, l'ultima indagine dei carabinieri di Mantile, tutto viene insabbiato e nessuno fa niente per niente, insomma. E continua a dire che sono i produttori di latte che vanno fuori quota, quando ormai tutte le commissioni di indagine hanno smascherato questo sistema. Il problema è che non c'è ancora oggi né un ministro né un Presidente del Consiglio dove prende in mano la situazione, ma sul serio, non continuare a accusare i veri produttori di latte che hanno appunto fuori quota, ecco, ma allora che fanno pagare diciamo il fuori quota ai cittadini italiani, quando così non è, perché io è vero, ho splafonato la mia quota di appartenenza, però la quota nazionale non è stata splafonata e quindi ho diritto alla compensazione. Anche se in Comunità Europea viene dichiarato il fuori quota, non è vero che sono i cittadini italiani a pagarlo, ma automaticamente la Comunità Europea li trattiene dai nostri contributi, perché noi agricoltori abbiamo diritto a un contributo europeo sulla produzione di latte. La Regione Lombardia il 31 dicembre, quando eroga questo contributo, alla mia azienda Crippa non gli dà il contributo. Per il momento, visto la mia questione, sono ancora iscritto nel registro debitore quote latte, trattiene i miei contributi, non va a trattenere i contributi, i soldi dalle tasse di tutti i singoli cittadini italiani. E anche questo deve chiarire, perché tutti buttano in faccia che è lo Stato italiano che paga, non è vero. Tutti quelli che per il momento sono ancora iscritti nel registro debitore quote latte, gli viene trattenuto il contributo comunitario, ma non vanno a toccare le tasse del cittadino Pinco Pallino. E allora lei che effetto le ha fatto leggere in questi giorni di nuovo che
sui giornali anche, che al contribuente italiano toccherà pagare ancora, che la Corte europea si interessa ancora della questione, che si riapre il capitolo delle quote latte? No, guardi, non so più cosa pensare. Guardi, a me mi hanno arrestato, mi hanno fatto fare 64 giorni di arresti domiciliari dicendo che dichiaravo il falso, truffavo l'Italia e di tutto e di più. C'è stata quelli che mi hanno arrestato della Guardia di Finanza sono venuti lì e hanno detto: la cooperativa gestita dal signor Crippa ha comprato latte, l'ha fatturato, ci ha pagato le tasse, l'unica cosa che non ha fatto è stato quello di non versare il super prelievo, perché i produttori di latte, io non è che mi svegliavo la mattina e decidevo di non versarlo perché così, perché avevo delle sentenze in primo grado dove mi ordinavano di restituire e di pagare il latte ai produttori, perché le compensazioni non erano corrette per il momento. Quindi io, più di aver fatto questo, non so cosa altro posso dire. Io non so se riesco a spiegarmi, perché so che anche se è 15 anni che se ne parla alla radio, alle televisioni, però uno se non è del settore fa fatica. Ecco, Crippa, intanto ci racconti, allora, partiamo da lì, facciamo così, ci racconti dall'inizio, diciamo, tutta la sua avventura. Tra l'altro ne avevamo parlato qualche tempo fa insieme al suo avvocato, Luca Dauria, e magari lo sentiamo anche prima della fine della trasmissione, perché così facciamo un piccolo punto anche della vicenda legale. Però io la voglio sentire da lei la storia, Crippa, fin dall'inizio, cioè lei è un produttore di latte, ci racconti tutto lei e quello che è successo fino all'arresto, dopo l'arresto, primo grado di giudizio, secondo e alla fine la pronuncia della Cassazione che dice assolto. Cosa è successo e perché la arrestano? Perché la arrestano? Io dal 2000 con altri produttori di latte abbiamo costituito questa cooperativa che si chiamava La Lombarda. I produttori di latte, io anche come azienda agricola, ho sempre contestato il regime delle quote latte perché non veniva applicato in modo corretto. In più, vendendo il latte direttamente ai primi acquirenti, i caseifici, loro non gli interessava, ti trattenevano le somme del mio latte prodotto che io ci ho pagato le tasse e versavano ad Agea e la compensazione non veniva mai fatta. Dopo 9 anni, su una denuncia fatta da alcuni produttori e dalla Coldiretti, una mattina alle 4 del mattino mi sono trovato 6 militari della Guardia di Finanza. Che anno era? Era il febbraio 2009. 2009. Nel 2009 sono venuti lì, dobbiamo eseguire un ordine di cattura, arresti domiciliari. E io ho detto: ma perché cosa? Perché lei ha pagato 100 milioni di super prelievo ai produttori di latte. Però io l'avevo capita in questo modo, invece sono stato messo su tutti i telegiornali con l'operazione, cos'era, Milk, non me la ricordo, quello che era, insomma, Golden Milk, dalla Guardia di Finanza e dal pubblico ministero Frank Di Maio. All'inizio era lui che la seguiva, poi dopo, pace all'anima sua, ci ha lasciato, è andato a miglior vita, e è subentrato il pubblico ministero Ascione. Anche lui ha portato avanti questa tesi in 2 gradi di giudizio. Ma la tesi di fondo qual era sostanzialmente? Da dove saltano fuori quei 100 milioni lì? Allora, i 100 milioni saltano fuori perché la mia cooperativa, dove io ero presidente, fatturava circa 60 milioni di euro di latte all'anno, ma non solo di latte, perché noi eravamo una vera e propria cooperativa. Il latte che ritiravo dai produttori veniva trasformato in grana, commercializzavo gli animali, i mangimi che fornivo ai nostri soci perché lo compravamo, perché comprando dei grossi quantitativi ci veniva dato a un miglior prezzo, ritiravo il latte, riuscivo a pagarlo di più perché lo trasformavo direttamente e vendevo il formaggio. A un certo punto invece, siccome la cooperativa veniva grossa ed ero la 6ª cooperativa d'Italia con un fatturato di 60 milioni di euro l'anno, ho cominciato a dare fastidio a qualcuno e le organizzazioni sindacali e alcuni produttori ci hanno denunciato. Quindi la cooperativa raduna quanti soci nel periodo massimo? Erano 220 soci. Questi 220 soci producono latte, giusto? Producono latte, sì.
La cooperativa raccoglie il prodotto dei soci. Il latte dei soci, però quando il produttore arrivava a un determinato quantitativo, la sua che quota. La Comunità Europea gli aveva assegnato la sua quota, io mandavo una lettera al produttore dove dicevo: guarda che tu, in base al regolamento comunitario, stai uscendo fuori quota. Fammi sapere le tue intenzioni. Con questa lettera il produttore andava dal giudice ordinario dei singoli tribunali competenti, il giudice diceva: guarda, Cooperativa La Lombarda, in persona del presidente Crippa, ti ordino di pagare il latte anche fuori quota alle aziende agricole, perché per il momento i dati dell'AGEA non sono ancora chiari, ci sono in ballo varie indagini, e fino a quel momento noi ti ordiniamo di pagare il latte. Poi nell'ultimo grado di giudizio sapremo, e mi esonerava di fare qualsiasi trattenuta e mi esonerava da qualsiasi responsabilità. Però quel fatidico 9 febbraio la Guardia di Finanza e il pubblico ministero non hanno tenuto conto di quelle ordinanze e hanno arrestato... Cioè, in poche parole, Crippa, lei come diciamo presidente della cooperativa dice davanti ai giudici che le dicono: tu paga comunque i soci, no? Esatto. Perché poi si vedrà, perché la cosa non è ancora chiara, l'AGEA non ha ancora fatto i conti giusti, poi abbiamo visto come facevano i conti all'AGEA, no? Facevano i conti sbagliati e taroccavano anche le basi di conto. Vabbè, lo scopriremo dopo però questo, no? Lo scopriremo nel 2013. Fino al 2009 no, guardi, in tutta sincerità non è vero che l'abbiamo scoperto nel 2013, perché io le dico, ci sono state altre 3 commissioni di indagini, quella del generale Lecco quando c'è stato il ministro Pinto e c'era il presidente del Consiglio Prodi, poi c'è stata un'altra commissione di indagine con a capo il professor Germanò, e questo professore è venuto a testimoniare al mio processo ai giudici dicendo: guardate, siccome la mia indagine è stata segretata non posso dire nulla, però l'unica cosa che sono venuto qua e mi sento di dire, la Cooperativa La Lombarda, in persona del legale rappresentante Alessio Crippa, non è una di quelle che ha fatto le truffe. E poi è finita lì. Poi sono stato condannato e l'ultimo... No, momento, poi facciamo un passo ancora indietro perché va capita bene questa storia. Allora, mentre la cooperativa lavora, diciamo, fino al 2009 con 220 produttori, mano a mano, di volta in volta, ci sono dei giudici che le dicono: beh, insomma, lei comincia a pagare però quelli che producono, perché qua il regime delle quote non è chiaro, quindi non si sa se voi avete sforato realmente oppure no. Fermo restando che anche in caso di sforamento, poi a un certo punto però c'era il sistema delle compensazioni, no? Che doveva entrare in gioco. Però, se io faccio un po' più di quota, però a livello nazionale non si è splafonato, la quota totale rispettata, esatto, si ha diritto ad essere compensati. Ecco, però in sostanza mi dica lei se sbaglio io nel riassumere. I giudici mano a mano, a seconda dei diversi soci che avevano ecceduto la loro quota, fra quei 220 soci della sua cooperativa ce n'era magari qualcuno che eccedeva. Allora lei scriveva la lettera, il giudice diceva: tu però presidente Crippa, presidente della cooperativa, questi li paghi comunque, perché i dati definitivi l'AGEA ancora non ce li ha sulle quote esatte, quindi non possiamo stabilire se ha splafonato più di tanto, se c'è la compensazione. Insomma, la situazione a Roma è talmente incasinata che te comincia a pagare i produttori e poi si vedrà, giusto? Esatto, perfetto, in sintesi. Perfetto. Dopodiché invece questo fatto che lei pagava i produttori anche in base a ciò che decidevano i giudici locali di volta in volta, le si ritorce contro, se non ho capito male, giusto? Sì, mi si è ritorta contro e sono arrestato, ho fatto circa 60. Cioè, in poche parole, ci sono giudici che le dicono: paga, perché a Roma ancora non hanno fatto i conti, e poi a un certo momento il fatto che lei paga su una cooperativa che si va allargando e che fa 60 milioni di euro di fatturato all'anno diventa un problema, anzi diventa il problema. Le dicono: tu hai pagato, quindi hai rubato, in sintesi, giusto? Sì, esatto. Mi dicono che io ho rubato, io e i consiglieri, perché non è che sono solo io, sono stati messi nei guai anche gli altri 22 consiglieri che si sono succeduti nei vari anni di elezioni, perché ogni 5 anni si rinnovava il consiglio, però diciamo io e altri 3 o 4 siamo sempre rimasti perché eravamo quelli che avevano più tempo per gestire la cooperativa. Gli altri magari non avevano più tempo, avevano problemi in famiglia, si sono cambiati ed eravamo in 22. Anche loro, diciamo, io e un altro siamo stati arrestati, ma gli altri 20 consiglieri hanno avuto
grossi guai. Ma l'accusa di fondo qual era l'accusa? Era truffa e peculato. Peculato perché? Perché dicevano che erano dei soldi pubblici, io gestivo dei soldi pubblici, li dovevo dare allo Stato e non li dovevo trattenere io. Invece con l'ultima sentenza si è dimostrato che allora il giudice gliel'ha proprio scritto: se uno non paga la tassa dell'immondizia, arrestiamo tutti quelli che non pagano le tasse dell'immondizia. Però... Perché il superprelievo è del produttore, non è della cooperativa. Ogni produttore risponde singolarmente per il superprelievo, e lo dimostra il fatto che la Regione Lombardia, quando deve distribuire i contributi, a Crippa, che non ha versato il prelievo delle quote latte, non gli viene erogato il contributo. All'agricoltore bianco, che è rimasto in quota perché lui è stata una sua scelta, gli viene erogato il contributo, e quindi la multa delle quote latte me la sto pagando io, perché io ho 10 anni che non prendo il contributo erogato dalla Comunità Europea, fino a che non verrà deciso in questi anni, perché io ho 62 cause per quote latte, la mia azienda ed io abbiamo ben 62 cause per le quote latte, che dopo 15 anni non abbiamo ancora stabilito se c'è il fuori quota o se non c'è il fuori quota. Quindi lei viene condannato in primo grado, condannato in Sì. secondo grado per una truffa, sostanzialmente da 100 milioni. Condannato anche a pagare 48 milioni di euro allo Stato, che è il 48%, mi sembra a memoria, del superprelievo che aveva generato la cooperativa, e mi vengono emesse 2 cartelle esattoriali per arrivare al pari importo di 48 milioni di euro. Mi sono arrivate nel giro di 60 giorni. In più il Tribunale ha ordinato ai vari giornali nazionali, Corriere, 24 Ore e Il Giorno, mi sembra, di pubblicare la mia sentenza con la mia condanna. Quindi lei sarebbe stato... anche quella. Lei sarebbe... a sue spese, è stato ritenuto responsabile di truffa e peculato per 100 milioni di euro, aggirando le normative sulle quote latte in primo e secondo grado, giusto? Secondo grado. Sì, questi 100 milioni invece sono praticamente una serie di somme relative ai pagamenti e al fatturato, diciamo, della cooperativa. Dei soci che conferivano il latte alla cooperativa. Bene, pubblicità e poi riprendiamo il discorso, magari poi ci colleghiamo anche con Paolo Brigatti, chiedo scusa, e con l'avvocato Dauria alla fine, per fare un po' il punto della vicenda giudiziaria, tra pochissimo. Puoi farti trovare dai clienti nel mare del web? Scopri il giallo! Con SEAT Pagine Gialle, grazie alla partnership con Google, puoi pianificare campagne pubblicitarie sul web per promuovere la tua attività e ottimizzare al massimo il tuo investimento. Scopri le campagne Google AdWords che possiamo pianificare per la tua attività e approfitta delle nostre promozioni fino al 31 marzo. Contattaci su seat.it. SEAT Pagine Gialle, nuova generazione di opportunità. Con Renault la bella stagione arriva prima. A marzo, con Beautiful Days per te, Renault Captur a 13.450 euro e 5 anni di garanzia con finanziamento Finrenault. Info in concessionaria. A marzo sempre aperti. Un ristorante stellato non può costare come un fast food. La qualità ha un prezzo, ma per fortuna non sempre. Per la tua auto con più di 4 anni, scegli Ford Motorcraft Service. Cambio olio, filtro dell'olio, filtro dell'aria a 119 euro. Scopri tutte le altre offerte su Ford.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così?
Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù. Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un sistema che fa scendere le tende senza usare la scala? Chiama il numero 02 36 51 64 40. Su e Giù, per non cadere più. www.gmg-srl.net. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Busto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, rieccoci in onda con Alessio Crippa, produttore e allevatore lombardo, già presidente della cooperativa La Lombarda, la cui storia abbiamo parzialmente raccontato prima. Crippa, lei è condannato in maniera pesante anche a 5 anni e mezzo di carcere, no? In termine in primo e secondo grado. In sostanza, le imputano una truffa da 100 milioni di euro, le dicono quei soldi lì lei doveva versarli allo Stato e non lo ha fatto, nonostante invece lei ci ha spiegato prima, i giudici le avevano detto paga i soci che poi si vedrà, perché a Roma i conti li stanno ancora facendo, no? Li stanno ancora facendo, esatto. Allora, no, 100, non solo quello, prego. Mi hanno sequestrato una cifra mia che avevo da parte da tempo, che tutti i mesi accantonavo qualcosa. Ecco, poi una cifra mi pare di capire, mi pare di aver capito, lei me l'ha detto in privato, certamente non milionaria e neanche da decine di migliaia di euro, una cifra normale, un modesto risparmio. 12.000 euro erano un risparmio, perché quando ero giovane, quando ho avuto 18 anni ho fatto il carabiniere, i soldi li ho accantonato, poi negli anni mettevo da parte altri soldini e questa cifra mi è stata sequestrata. Allora, 13.000 euro rispetto a una truffa da 100 milioni, dice lo Stato. Poi mi hanno sequestrato e anche confiscato le mie proprietà, i miei animali e praticamente tutto il 33% della mia azienda agricola, che sono socio con i miei fratelli. Praticamente. Ma mi scusi, ma tra l'altro la cosa strabiliante è che uno dice i 100 milioni di euro tu Crippa dovevi versarli allo Stato e non lo hai fatto, giusto? Giusto. E allora dove sono andati a finire? Cioè hanno trovato traccia di questi 100 milioni di euro? Perché uno se ruba 100 milioni di euro se li mette in tasca, o sbaglio? Ma no, ma secondo lei se io avevo 100 milioni di euro sto aspettando la Guardia di Finanza al mattino alle 4 che mi viene a trovare arresto? A me come mi avevano preso arrestato l'8, il 9 ero scappato, perché se avevo 100 milioni sotto la mattonella di euro non stavo lì, perché l'assurdo, mi hanno arrestato e si sono dimenticati di sequestrarmi il passaporto. Io il passaporto l'ho sempre avuto, quindi potevo andarmene. Io però siccome sono onesto e guardo in faccia ancora tutti oggi, non sono scappato, ho voluto combattere fino alla fine. E il mio legale mi ha detto: Alessio, guarda che ti conviene patteggiare, perché io la vedo brutta. Io gli ho detto: no, guarda, è 10 anni che combatto, 10 o 15 anni non mi cambia nulla, e ho voluto combattere fino alla fine. Per fortuna a Roma un gruppo di giudici ci ha visto bene e alla fine mi ha assolto. Ecco, l'assurdità, come le dicevo ieri: ho le somme sequestrate, 13.000 euro, e confiscate. Ho un appezzamento di terra, il 33% della mia azienda, sequestrate e poi confiscate, solo che nella sentenza e nelle motivazioni, guardi, si sono dimenticati, non hanno pensato, può darsi, perché l'hanno emessa e scritta alle 11 di sera dopo 12 o 15 ore di camera di consiglio, e posso capire anche i magistrati che potevano essere stanchi di scrivere, di restituirmi sia le somme
che i beni confiscati, sono andato in banca a chiedere indietro i miei 13.000 euro e a oggi la banca dove c'è iscritta l'ipoteca e la confisca non mi viene fatto perché nella sentenza non viene scritta. Quindi lei, dichiarato innocente in via definitiva, assolto in via definitiva, c'ha ancora beni e somme sequestrate. No, confiscate. Sì, appunto. Confiscate. Peggio ancora. È peggio ancora. Peggio ancora. La banca, io quando sono stato in banca gli ho portato la sentenza e le motivazioni, sì, è un bel quadretto, ma qua non c'è scritto che io te li devo restituire, quindi per il momento rimangono ancora qua. Vabbè, poi ne parliamo con l'avvocato Dauria in fine di trasmissione. Ecco, così almeno... Così facciamo anche il punto da questo punto di vista qui, che sembra incredibile, francamente, no? Esatto, Intanto è però... una cosa assurda, perché una volta che io sono assolto non c'è bisogno di scrivere, di restituirti i soldi. Ma mi tolga una curiosità, Crippa, quei 100 milioni che le imputavano all'inizio, in primo e secondo grado, di truffa allo Stato, alla fine cosa sono diventati nella sentenza definitiva che la assolve? E nulla. Cioè erano normali pagamenti, diciamo, ai soci. Esatto, allora praticamente i 100 milioni di euro che a me sono stati imputati è il latte prodotto fuori quota da ogni singola azienda agricola. E da 15 anni a oggi non si è ancora capito se realmente è fuori quota o se è latte in quota. Beh, certo, se uno comincia a dire che il mero errore contabile all'inizio della vicenda fa sballare i calcoli delle quote. Chiamiamolo mero errore contabile. Diciamo che è un errore contabile. Diciamo che è un errore contabile perché lo dice il giudice, lo dice la dottoressa Pro. Però poi all'errore contabile si aggiunge anche il taroccamento vero e proprio della base di calcolo delle quote, quindi uno alla fine dice: ma di che cosa abbiamo parlato in tutti questi anni, Crippa? Abbiamo parlato che ci sono delle questioni che non funzionano giù a Roma, nella stanza dei bottoni qualcuno schiaccia ma non mette a posto le cose, perché se c'è una, due, tre, l'ultima del colonnello Mantile di commissione di indagini appunto, che dice le quote in Italia non sono mai state superate perché i dati che sono stati inseriti da qualcuno li ha inseriti sbagliati, in più c'era qualcuno che sistematicamente metteva il numero dei capi di bestiame a proprio 10, ne metteva 150 perché le mucche venivano fatte vivere per 99 anni. Allora io mi domando però, e a questo punto lo domando anche a Paolo Brigatti, che dovrebbe essere in collegamento con noi. Buongiorno, sì, intanto. Buongiorno Brigatti. a tutti. Allora Ciao, io mi domando, sulla base della storia che ci ha raccontato Alessio Crippa, che potremmo replicare per tanti altri allevatori, per lei compreso, in maniera diversa, perché Crippa ha vissuto una vicenda giudiziaria sua, ovviamente, con accuse anche pesanti, condanne anche pesanti, e alla fine la soluzione. Però se non bastano un'indagine 1, un'indagine 2, un'indagine 3, se non basta l'indagine dei carabinieri, se non basta la cosa chiara che alla AGEA succedeva quello che abbiamo descritto, dico, cosa ci vuole per riscrivere la storia delle quote latte in Italia, Brigatti? Allora, prima volevo fare una precisazione. Sì. Io ero il vicepresidente da Lombarda, ho subito lo stesso processo e le stesse cose, tranne l'arresto, che ha subito Alessio, che lo saluto. E siamo in 14 a essere coinvolti in quel procedimento, condannati, confiscati, assolti. In questo momento, a parte 13.000 euro di Crippa, ci sono 10 milioni di euro sul conto infruttifero della Procura dal 2009, soldi di 230 aziende che nel frattempo alcuni sono fallite, altri stanno rischiando il fallimento, altri ancora si sono suicidati. Per tornare al provvedimento della dottoressa Porto che ipotizzava, anzi dava mandato a Pisani di procedere per falso ideologico al pubblico ministero. Al pubblico ministero, allora io ho qua un accesso agli atti fatto il 27 di novembre 2014 in cui registro notizie di reato, imputazione articolo 479, ovvero codice penale, ovvero falso ideologico, indagato dottor Cerpaglia Andrea, quello che materialmente ha dato ordine di fare l'algoritmo per portare l'età delle vacche fino a 999 mesi per coprire tutti i meri errori così come sono stati definiti. Ok? La cosa però che fa veramente specie, che mi apre il cuore perché finalmente riesco a capire con che logica ragionano, è che in questo procedimento
per falso ideologico nei confronti di questo personaggio che è un dipendente di AGEA del Ministero, si è costituita una fila di allevatori, ma udite udite, si è costituita AGEA stessa. Allora, adesso le dico una cosa, AGEA in questo momento sta mandando le cartelle esattoriali, impone l'escussione delle fiduzioni e le compensazioni delle PAC, no? Ma allo stesso tempo si costituisce parte civile nel procedimento penale aperto contro i suoi stessi funzionari, in questo caso contro il dottor Cerquaglia per falso ideologico, responsabili delle falsificazioni dei dati usati per calcolare le multe comminate sullo sforamento delle quote. Cioè, o sta ricettando perché sta usando il lucro del reato di questa persona perché riscuotendo i soldi da noi, oppure non sa cosa sta facendo in questo momento. Io mi chiedo se il ministro Martina è conscio di questa costituzione di AGEA, perché fa costituire il suo ministero contro questa persona che è ancora stipendiata all'interno del ministero, indagata per aver creato il disastro che ha creato, e allo stesso tempo chiedere a noi le multe, c'è un attimo di illogicità, di contrapposizione, o dalla parte dei carabinieri della verità o dalla parte dei funzionari, almeno io ragiono in questo modo. Brigatti, io chiedo a lei e chiedo anche, ripeto, a Crippa, perché a questo punto alla AGEA si falsificavano le quote? Per favorire chi? Che cosa? Quando? Come? Allora, dai tempi di Linate che abbiamo ottenuto la commissione di indagine del generale Lecca, 3 commissioni in 3 anni, in tutte le commissioni si evidenziava il fatto che l'Italia è invasa da un fiume di polvere di latte, da un fiume di latte nero, da un fiume di prodotti simili ai nostri, simil grana, simil mozzarella, in nero, che poi per diventare prodotti DOP dovevano avere la certificazione di essere fatti con prodotto locale, con latte locale, perché il disciplinare per fare i formaggi DOP è che il latte appartenga a una precisa area di produzione. Cioè tutte le indagini portano in questo senso, una massiccia importazione di latte nero, perché bisogna dire l'Italia ha sempre stata beneficiaria in senso negativo di una quota di produzione pari a circa il 50% del suo fabbisogno, e quindi è gioco forza che noi abbiamo bisogno del latte estero. Il problema è che quel latte estero deve arrivare come latte estero, non deve arrivare nero e poi diventare latte italiano, togliendo 1 spazio alla compensazione degli allevatori italiani, 2 truffando il consumatore che è convinto di comprare, di mangiare italiano e invece mangia estero. E un colpo di grazia adesso è stato dato un mese fa che hanno tolto tutta la regolamentazione sulla tracciabilità. Il colpo definitivo sarà dato dal TTIP, che anche lui va in questo senso, ovvero nessuna difesa delle varie DOP, quindi a padella alla brace, un governo peggiore di questo, supino all'Europa, no? E favorevole a tutto quello che arriva dalla Germania e da quei paesi lì nei nostri confronti, sarà micidiale per l'agricoltura italiana, micidiale. Ma mi scusi, ma c'è anche, dico a lei Brigatti e dico anche ad Alessio Crippa, c'è anche una cosa mastodontica, enorme, incredibile, cioè che di una storiaccia di queste dimensioni praticamente il cittadino italiano non sa niente, o no? Spazio, Cainarca, non abbiamo spazio. Io ho bisogno di andare sulle TV, mi chiudono. Io avevo una cartella, io il giorno prima del 16 di ottobre, quando c'è stata la Cassazione, avevo i terreni della mia azienda all'asta, non si è presentato nessuno all'asta. Terreni comprati con i mutui su, lasciatemi da mio padre, comprati da mio fratello, all'asta. La condanna che ci hanno dato in primo grado, hanno riconosciuto una provvisionale in primo grado da 30 milioni di euro in capo a 14 allevatori, responsabili solo di aver eseguito materialmente l'ordine di giudici che intimavano a noi amministratori della cooperativa di pagare i nostri soci. Per di più eravamo forti di una sentenza del Tribunale di Cassano, avuta nel 2008, passata in giudicato nel 2012, che intimava l'AGEA da non chiederci soldi dal 95 al 2003. Tanto è vero che sono partiti a farci le scarpe dal 2003 in avanti. Orbene, in questo momento AGEA e Regione Lombardia non rispettano neanche questa sentenza passata in giudicato. Infatti nei prossimi giorni ci saranno delle denunce penali. Facendo un piccolo passo indietro, la dottoressa Proto sì. non aveva accettato il reato di truffa, però andando a vedere bene, le aziende che non sono state colpite dalla revoca della quota
messi in evidenza dal Comando Carabinieri, che invece non avendo prodotto oltre il 70% della loro produzione andavano revocate le quote, stanno beneficiando adesso fino al 31 marzo 2015 del premio su quel latte lì che loro non hanno mai prodotto. Quindi il reato è continuato e finisce quest'anno e non c'è nessuna prescrizione, e sicuramente nei prossimi giorni si partirà anche con questa cosa, perché la vicenda, abbiamo avuto la fortuna che mentre il generale Ecca nel 97, il colonnello Mariani del 2003, perché Crippa non l'ha citato, ma c'è stata un'altra commissione indagine fatta dal comando NAC, a quei tempi era il colonnello Mariani, aveva già evidenziato le massicce importazioni di polvere di latte trasformate poi in prodotti DOP, non sono cose che diciamo noi, lo dice il comando Carabinieri. Tutte queste cose chi ha fatto le indagini non le aveva mai depositate in procura, solamente il Ministro dell'Agricoltura e il Consiglio dei Ministri, che immancabilmente hanno provveduto a insabbiare, a nascondere. Tanto è vero, e penso che le avete perché ne ho parlato diverse volte in radio, c'è la registrazione di un colloquio tra il colonnello Mantile e il capo di gabinetto del ministro Galan, il dottor Ambrosio, il quale si permette di convocare il colonnello e dirgli: il centurione, il lavoro è perfetto, le vacche, sì, il centurione, il famoso centurione. Ambrosio. No, dico Brigatti, dico il centurione perché abbiamo letto, forse molti di noi, i giornali dove questo centurione è stato indagato per mazzette, tangenti e cose di tutt'altro genere ancora, no? Le varie sue amiche all'interno del ministero, però su questa cosa non è stato scalfito minimamente. Questo si è permesso prima di andare al comando generale dell'Arma, poi di andare a convocare il colonnello che non era venuto, stava facendo indagini, è andato con il registratore e gli ha detto: il vostro lavoro è perfetto, politicamente non può uscire, perché se esce la verità, che è quella che avete scritto, uno, la comunità europea, perché lo so a memoria, no, perché, allora Brigatti ci si incula. Due, mi permetta che narca, no, era il vocabolo giusto, usava quel vocabolo lì Ambrosio, non è che l'ha detto Brigatti per volgarità. No, infatti glielo cito perché so a memoria. La comunità europea ci si incula perché Zaia, nel momento in cui ha fatto la legge e ha fatto le commissioni indagini, era riuscito insieme a tutti gli altri paesi. È caduta la linea, però il dottor Ambrosio, capo di gabinetto del ministro delle politiche agricole, a un certo punto dice ai carabinieri, nell'indagine del tenente colonnello Marco Paolo Mantile, il quale va registrando queste parole, giusto appunto. Allora, cosa dice il capo di gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole al carabiniere che indaga? Qualcosa di anomalo c'è, quello che avete detto voi è corretto, riferendosi all'indagine dei carabinieri, cioè è giusta l'indagine nel senso che qua non torna nulla. E questo è il punto. Ma politicamente bisogna comunque dire che è un documento di studio, perché altrimenti dobbiamo restituire 5 anni di quote che ci hanno dato, che è un'affermazione di una gravità enorme. Crippa. Infatti è quello che non si riesce a capire come mai. Infatti nella registrazione che Paolo stava prima dicendo, addirittura questo Ambrosio al colonnello Mantile gli ha detto: ma scusi, ha bisogno di una promozione? Ha bisogno di qualche altro favore? Ma lei si rende conto? Cioè che noi siamo a disposizione. E Crippa. La presentazione è stata pubblicata e si poteva ascoltare integralmente su YouTube. Guarda caso è sparita quella. Io che sono stato condannato, lei se mette il mio nome su Google, come diceva lei prima, trova Crippa Alessio condannato e ha rubato 100 milioni di euro. Questo che è registrato dai carabinieri, che ha fatto truffe, tutto e ne ha combinate di ogni, sparita. Io sono stato assolto, se lei va, come dice, a digitare su Google non c'è scritto che io sono stato assolto, anzi persiste che sono stato condannato. No, ma guardi, questo esperimento lo può fare chiunque. Io non capisco come mai questo ministro e il suo Presidente del Consiglio, che si ritengono l'onestà in persona, noi combatteremo tutti quelli che hanno truffato, insistono a mandarci cartelle esattoriali, continuano a dire che dobbiamo pagare noi e non deve pagare chi ha sbagliato. Come mai tutto questo? E come mai negli anni tutti i generali, guarda caso, che hanno scoperto queste cose, hanno dovuto cambiare lavoro o addirittura andare in pensione? Perché se lei va a vedere tutte queste persone, tutti questi colonnelli che erano a capo di queste commissioni, o sono in pensione o hanno dovuto cambiare lavoro. Guardi, è un costume italico. Quando uno fa bene il proprio mestiere, lo mandano da un'altra parte, perché è successo anche per i 98 miliardi di truffa
e di penale sulle slot machine. Il colonnello della Guardia di Finanza che ha fatto l'indagine gli hanno detto: caro mio, cambia mestiere, cambia aria e vai fuori dalle balle, e ha gettato la divisa da colonnello della Guardia di Finanza. Detto per Comunque questa qui è una storia troppo grossa. Io se lei è d'accordo, Crippa, e poi magari ricontattiamo anche Brigatti, però domani vorrei fare intervenire il pubblico, perché oggi abbiamo cercato di ricostruire la vicenda, ma se voi siete d'accordo ne parliamo, perché qua c'è un buco di informazione colossale, enorme, gigantesco. Se lei va fuori di qui, cioè se io vado fuori di qua e vado a chiedere a qualcuno qua intorno delle quote latte, vi tirano addosso di tutto. Però la cosa pazzesca è che sono accadute delle manipolazioni, delle truffe, chiamatele come volete, errori contabili, meri o non meri che siano. Ma l'errore contabile lo possono fare un anno, ma perpetrato per 15 anni non è più un errore contabile. Ma io sto dicendo per fare ironia e per fare sarcasmo, per quanto atroce sia la situazione. Certo, perché non si può pensare il sasso nello stagno. Ma errore contabile di che cosa? Errore contabile. Allora, il risultato netto è che se io vado fuori di qua e dico a qualcuno quote latte, a lei le tirano i pomodori in faccia, Crippa, perché dicono è un ladro. Lo so, è un ladro. Guardi che al mio paese ma il problema, mi guardano ancora con l'occhio di traverso. Ma il problema è che non solo lei non è un ladro, anzi è un cittadino onesto, perché è stato assolto completamente e non ha mai rubato una lira, ma c'ha 13.000 euro di risparmi bloccati e confiscati. C'ha ragione, devo sottolineare un'altra cosa, c'ha ragione Paolo, che io mi sono dimenticato di dirlo. Ci sono 10 milioni di euro della cooperativa ancora sequestrati e confiscati dopo una sentenza di assoluzione fatta fallire, con 23 persone, 23 dipendenti avevamo lasciati a casa dalla mattina alla sera, 230 aziende con più di 4 mesi di latte lì bloccati, Crippa, fallite. A chi è che ha rotto le balle lei? A chi ha dato fastidio lei? All'organizzazione sindacale, perché oggi c'è ancora un assessore regionale che va a braccetto con le organizzazioni sindacali e, scusi, la cattiveria a noi ci sputa in faccia. E lei fa bene a dirlo, perché qua è inutile che giriamo intorno alle questioni. Purtroppo non so se fare il nome, rischio un'altra denuncia. Siccome di denunce ne ho abbastanza, non ne voglio altre. Capisco bene. Io dico solo alla radio, che chi ha orecchie per intenda, c'è un assessore che va a braccetto con alcune organizzazioni sindacali in Regione e Lombardia. A noi produttori di latte non ci ascolta. Io non so, le organizzazioni sindacali, al posto di difendere i produttori di latte, chi stanno difendendo? Stiamo parlando di Regione Lombardia, giusto? Non ho capito. Stiamo parlando di Regione Lombardia. Assolutamente sì. Ecco, per essere precisi. Intanto però il tempo vola, come si dice, e io volevo chiudere la conversazione per oggi, ma le chiedo, Crippa, se domani possiamo aprirla al pubblico, perché a me sta roba mi sta proprio qua, cioè come cittadino di questo paese mi sta qua. Quindi credo che molte persone vogliano fare anche delle domande. Se lei è d'accordo possiamo risentirci domani, perché almeno abbiamo un dialogo anche con la gente comune, che è quella che poi appunto viene bersagliata dalle informazioni. Voi siete i ladri, siete quelli per colpa dei quali noi, cittadini normali, non allevatori, contribuenti italiani, dobbiamo pagare per voi, no? Allora, dobbiamo affrontarla ancora sta cosa. Intanto però io volevo chiudere la nostra conversazione di oggi con l'avvocato Luca Dauria, che l'ha assistita in questa vicenda fino alla vittoria in Cassazione. Ne avevamo già in parte parlato. Allora, intanto buongiorno avvocato Dauria, abbiamo pochi minuti ma sono sufficienti per fare il punto. Buongiorno avvocato Dauria, se c'è. Ho sentito. Se c'è, adesso io la sento, lei non mi sentiva forse poco fa, o viceversa, non la sentivo io. Adesso sento bene. Ecco, io voglio capire intanto una cosa però, com'è che dopo una sentenza di assoluzione uno non possa godere dei propri beni, beni che sono la produzione, anche funzionali alla produzione e all'attività di lavoro, e i risparmi, quei 4 risparmi che il signor Alessio Crippa c'ha in banca. Perché? Ma questo evidentemente può essere di difficile comprensione non solo per Alessio Crippa ma per tutti gli ascoltatori, ma è abbastanza evidente dal punto di vista giuridico, cioè è necessario un provvedimento perché la soluzione ha riguardato, diciamo così, come riferiva bene il nostro amico Crippa, la soluzione ha lasciato
parte, che però è anche questa determinante, e quindi per certi versi si può dire che su quella si sia formato un giudicato, e dunque è naturale che la banca non può mettere a disposizione quei soldi. Non è irrimediabile, è evidente che è necessario risolverlo, di questo ne abbiamo già parlato con Alessio, però è possibile, ecco, non è un fatto sconvolgente. Capisco che sia sconvolgente per il sentire comune. Certo lo è, direi. Poi dopo una vicenda del genere dove ti accusano di aver rubato 100 milioni e ti fanno passare l'ira di Dio dei guai, però la questione fondamentale però è che tutte queste argomentazioni erano già state esposte ai giudici in primo grado. Allora, sconvolgente è quello che vi ha raccontato con una chiarezza esemplare, e mi fa piacere che dopo tanti anni che gli ho chiesto di spiegarmi questa vicenda, perché non è facile, sia così bravo a spiegarla anche in radio Alessio Crispa. Ma aggiungerei una cosa, perché certamente Alessio se lo ricorda e se lo ricorderà anche l'altro amico invitato Brigatti. L'ultimo giorno prima che si ritirasse il tribunale di primo grado, io ho prodotto uno stralcio, perché allora avevamo solo uno stralcio, però la parte determinante della relazione dei carabinieri sui falsi, io l'ho prodotta chiedendo al pubblico ministero di fare un'indagine supplementare o chiedendo al tribunale di convocare come testimoni coloro che avevano fatto questa Poi relazione. stavamo parlando di carabinieri, non di passanti. No, appunto, ma sottolineando anche che qualora fosse falsa quella relazione, era un falso gigantesco da parte di chi l'aveva redatta, no? Se invece quella relazione fosse stata vera, sarebbe stato un falso gigantesco da parte di Agea. In ogni caso era determinante per risolvere quel processo, che andava da lì a poche ore, perché la Camera di Consiglio, a differenza di quella della Cassazione, è stata brevissima in primo grado. Tralasciamo e trascuriamo l'appello, perché stenderei un velo pietoso su come sulla velocità con la quale è stato condotto, ma non importa. Ebbene, sia il Tribunale che il Pubblico Ministero si sono rifiutati degli approfondimenti che avrebbero, è come se in un processo di omicidio si riesce a dimostrare in maniera anche solo parziale che l'imputato ha l'alibi. Io credo che non potrebbe mai una corte d'assise ritirarsi ignorando la possibilità di verificare se l'alibi è vero o falso, perché in tutto questo, se fosse risultato falsa quella relazione, a quel punto chi lo sa quali potevano essere gli spazi di intervento del giudice di primo grado. Probabilmente invece di 5,5 magari Crippa se ne poteva prendere 7, 8 di anni, oppure 0, come è successo alla fine, no? Come è successo alla fine. A parte il fatto che le questioni che abbiamo sollevato erano, a parte questa, di diritto, e pare sconvolgente che in primo grado e in appello il diritto sia un fatto del tutto trascurato. Alessio si ricorderà che dopo che lui mi ha detto io voglio andare avanti, non patteggiamo, io l'ho guardato in faccia e gli ho detto: Alessio, guarda che tu prenderai 2 bastonate micidiali in primo grado e in appello. Se noi la vinciamo in Cassazione. E così è stato, e lui ricorderà sicuramente l'emozione veramente che ho rivissuto sentendo. Però insomma, dal punto di vista, avvocato, dobbiamo chiudere perché non abbiamo più tempo, però dal punto di vista di quello che mi ha raccontato lei, che colpisce ed è chiaro, è il discorso che lei ha appena fatto, cioè la Corte si ritira, decide primo o secondo grado senza considerare quello che potrebbe essere equiparato all'alibi dell'assassino, ma verifichiamo se, perché insomma poi alla fine arrivi al terzo grado e raggiungi un risultato che si poteva raggiungere in primo grado di giudizio.
Ma subito. All'istante. Ne abbiamo parlato tante volte, no, di questi risvolti sociali della giustizia penale. E questo è uno dei più incredibili, proprio perché trattandosi di diritto, immediatamente il primo grado poteva emergere. Però la memoria il problema in primo grado sono i motivi di Cassazione. Il problema è che magari però ci sarebbe stato anche maggior dibattito pubblico, invece qui in Cassazione è passato tutto in cavalleria e nel silenzio anche dei mezzi di informazione. Noi dobbiamo proprio chiudere. Io ringrazio l'avvocato Luca Dauria e prima ancora Alessio Crippa, che saluto. Crippa, ci sentiamo domani allora. Ci sentiamo domani. Bene, io rimango a vostra disposizione. No, grazie, io la ringrazio invece. Grazie all'avvocato Dauria anche. Buon lavoro, avvocato Dauria. Ciao Alessio. E avremo modo anche di risentirci magari anche su questa storia. Intanto buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, buon si fa per dire. Interrompiamo le trasmissioni per annunziarvi un'invenzione audace e lungimirante. Il telefono mobile. Questo futuristico apparecchio che da taschino traghetterà la vostra voce in ogni dove, annientando l'invalicabile muro della lontananza. Buongiorno.